Pronti? 1, 2, 3. Questa volta è convalidato il segnale con la partenza veloce. Numero 2 è vacante F, squalificato. Banca Italia San che va a condurre la squalifica per vacante F. Numero 13 Creso Risaia TRGF, squalificato. Era partito bene anche Boston Trio, ma lo vediamo ora in terza posizione, ci sembra. Mentre all'esterno si fa luce subito Caribalilla, è seguito da Kafta che ha recuperato subito il doppio gap, mentre più indietro segue Eclipse BFC, poi Crystal Dancer. Intanto va via comunque a buon ritmo Banca Italia San che completa i primi 600 metri di gara in 45,2 da 1,15 appena abbondante. In seconda posizione si mantiene Biluleo, all'esterno Caribalilla, mentre forza subito i tempi Kafta che viene via in terza e poi sopravanza Caribalilla cercando di agganciare Banca Italia San, si accoda in seconda posizione intanto Kafta, in terza c'è Biluleo, mentre all'esterno è sempre Caribalilla. Intanto chilometro iniziali in 1,15,5 da parte di Banca Italia San che sta facendo veramente andatura e ora a un giro dalla conclusione cerca di venire via Eclipse BFC che verrà sicuramente anticipato come da Kafta. Kafta e Eclipse BFC che cercano di portarsi su Banca Italia San. Insiste Kafta, insiste anche Eclipse che è in terza ruota a 600 dalla conclusione, brava a portarsi su Banca Italia. Attacca con decisione Eclipse BFC e ora raggiunge Banca Italia San a 400 dall'arrivo. L'impegna severamente per avvantaggiarsi a 350 dalla conclusione. Banca Italia in seconda posizione, cala invece Kafta. C'è in terza posizione Biluleo che prova a spostare. Intanto prende vantaggio Eclipse BFC, si stacca dal resto dei concorrenti e nel finale viene a concludere isolato in avanti. Eclipse BFC vince per distacco, il secondo posto lo conquista Crystal Dancer, mentre al terzo finisce Biluleo. Vittoria nettissima per Eclipse BFC con un tratto di gara molto duro in terza corsia, anche in curva, sulla penultima curva. Eclipse BFC però dimostra di andare veramente molto forte e oggi, nonostante una partenza non perfetta, vince davvero nettamente. Maurizio Cheli si gira a guardare gli avversari, fra i quali emerge Crystal Dancer al secondo davanti a Biluleo terzo. Successo quindi per quello che era poi il favorito della gara, Eclipse BFC, Maurizio Cheli in sediolo, Marco Bortolotti al training per il signor Cristian Dell'Aquila.